In questo numero, in prima linea, con il supporto della portaerei Garibaldi, ruolo nevralgico della Sicilia nella missione militare della NATO in Libia. Le signore del vino, guidate da donne, alcune importanti aziende vitivinicole siciliane, sono legate dalla passione per il vino e per la terra. Le stagioni dell'Etna, dal candore della neve al verde dei boschi al rosso della lava, magiche atmosfere del paesaggio attorno al vulcano. Roccia color latte, estratta dalla cava Sant'Antonio di Melilli, la pietra utilizzata per impreziosire l'architettura di chiese e palazzi. Calandra e Calandra, il duo di Alcamo porta in giro per il mondo il folk siciliano, rivisitate in chiave moderna le più celebri canzoni popolari. Sì dell'Italia a bombardamenti mirati contro Gheddafi. Aerei italiani parteciperanno ai bombardamenti sulla Libia, il centrodestra si divide. Ok del governo a missioni offensive degli aerei italiani in Libia. È un'operazione appunto per la crisi libica a cui l'Italia partecipa alla pari di altre nazioni, alla pari degli altri paesi, con aspetti che sono veramente utili all'azione intera della NATO. L'ultima crisi internazionale che lo mise in stato di allerta prima di ora risale a 8 anni fa, ma le operazioni militari erano lontanissime, erano in Iraq. Lo scalo di Birgi a Trapani questa volta è uno degli avamposti per le operazioni militari in Libia e non solo per l'Italia. Pista di decollo e atterraggio per caccia e altri aerei della NATO. È uno dei nodi cruciali per una rete di interconnessioni che vede impegnati nel Mediterraneo decine di aerei e navi militari. A sottolinearlo è stata anche la recente visita del capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Biagio Abrate, a Birgi e poi in elicottero sulla nave Garibaldi. Sei alla banda! Presenta! Fuori! La Marina sin dall'inizio ha contribuito, direi, partecipando attivamente, appunto con 4 navi molto importanti, tra cui la Garibaldi naturalmente la principale, all'operazione appunto per quanto riguarda l'embargo. 181 metri di lunghezza, 34 di larghezza, con circa 14.000 tonnellate a pieno carico e 700 componenti dell'equipaggio, tra cui 70 donne, è stata la prima portaerei italiana entrata in servizio. Sino a 2 anni fa era l'ammiraglia della flotta italiana. Nel Golfo della Sirte dal 19 marzo guida la missione italiana per far rispettare l'embargo, la no-fly zone e supportare il raid sul cielo di Tripoli. Essenzialmente all'interno della centrale operativa vengono gestite tutte le operazioni aeronavali che vengono svolte nel teatro d'operazioni. 24 ore su 24 controlliamo ed aggiorniamo la catena di comando nazionale in modo che il vertice nazionale militare possa interfacciarsi, se necessario, col vertice politico e confermare o avvertire di eventuali problemi che possono nascere. Con i suoi aerei ed elicotteri e un personale addestrato per questo scopo, è l'unica struttura della NATO nel Mediterraneo per il personal recovery. Il personal recovery si occupa di recuperare e reintegrare personale isolato in un territorio ostile o potenzialmente ostile o nell'irrompere di una crisi o magari nel suo corso. L'attività era di notte, quindi buio assoluto. Questa che vedete quindi un'immagine all'infrarosso. Qui vedete degli uomini che escono dall'elicottero, del calore di macchine o uomini. Quindi il sensore vede la differenza di temperatura tra l'ambiente esterno, che per il sensore è freddo, e i mezzi che sono caldi, e vi restituisce questa immagine abbastanza nitida. Nodo 50, trim 4.9 down, decran 250 wet. Per l'occasione della visita del generale Abrate sulla Garibaldi si è svolta un'esercitazione con decolli e atterraggi di aerei ed elicotteri. Che viene identificato come avversario. Il secondo V8 tempo simulerà la corsa di attacco per la soppressione della minaccia. Tutta la manovra avviene in questa fase esclusivamente basandosi su riferimenti visivi. È possibile inoltre garantire il decollo e l'atterraggio verticale
capacità unica degli aeromobili A V8 Bravo. La professionalità degli equipaggi in un caso ha permesso di salvare 2 vite umane, ma era un'altra emergenza, quella immigrati. Un barcone con 360 persone che sono state salvate, ma durante il percorso che li portava verso la salvezza una donna ha partorito ed è stata recuperata da un nostro elicottero assieme al bambino che aveva ancora il cordone ombelicale. E pensate a cosa vuol dire andare con un elicottero su un barcone con 300 persone a bordo e decidere di fare questa operazione correndo il rischio di poter anche rovesciare il barcone se non fatta con la massima perizia. Yabsera, lavoro di Dio come è stato subito chiamato, ha conosciuto il mare e il cielo prima di ogni terra, ha conosciuto l'accoglienza e vorrebbe non conoscere la guerra. Sono giovani e determinate e hanno 2 passioni in comune, quella per il vino e quella per la loro terra. Sono le donne imprenditrici della viticoltura dell'Etna. Con orgoglio e con amore guidano aziende familiari. È un'azienda familiare e che si è trasformata in una vera azienda. I terreni sono stati acquistati da mio nonno negli anni 60. Negli anni 90 mio padre Guglielmo ha deciso di riqualificare la zona e essere un po' il pioniere di questo territorio etneo e ha deciso di ripiantare i vitigni da Tendone a Cordone Speronato e Guyot e piantare le varietà internazionali. In questo territorio erano varietà, diciamo, trascurate, quasi non conosciute. L'azienda viene chiamata Cottanera. Cottanera è il nome di un borgo all'interno della nostra proprietà che purtroppo ci è stato espropriato ma che ancora l'abbiamo nel cuore. Questa azienda è motivo di grandissimo orgoglio e passione per me. Quindi un'azienda antichissima, origine fin dai tempi dei Benedettini, un tempo feudo cavaliere nel comune di Santa Maria di Licodia, versante sud-ovest etneo, appartenuto a Don Blasco Zeta, ultimo benedettino, prima della nostra famiglia. Nel 1880 appunto acquistato dal cavaliere Platania d'Antoni e da allora sempre coltivata con vitigni di origini autoctone, Narello Mascalese in particolare. È una famiglia, diciamo, siciliana unita, dove abbiamo deciso per amore dell'uva di non venderla più, perché per tanti anni e generazioni abbiamo venduto uva e abbiamo deciso di fare una bottiglia in un periodo estremamente difficile, molto complicato, però con una passione tale per il vino che non si poteva fare altrimenti. L'azienda nasce nel 2008, quindi la prima vendemmia portata all'interno della cantina del 2008 e i primi vini sono usciti nel 2010. Storie diverse quelle di queste donne, tutte e 3 cresciute in famiglie agricole, ricche di valori purtroppo un po' dimenticati e con l'amore per il vino nel DNA. Io non ho mai sentito questa pesantezza di essere donna in questo lavoro. L'ho fatto perché era l'amore che ha dedicato mio padre in questo lavoro, l'ho voluto continuare. Non avrei mai voluto che nessuno avesse continuato questo lavoro se non la mia famiglia. Certo, ovviamente ci sono delle difficoltà come madre, ho un figlio, quindi molte volte è difficile gestire il lavoro con la famiglia. Che io sia una donna siciliana, questo penso che importi poco, anzi forse nei miei geni c'è un po' di durezza in più, cioè di forza in più. E comunque sicuramente il mio amore per questa attività nasce io dico che è un fattore genetico, in quanto la mia famiglia da sempre, i miei nonni, i miei bisnonni sono stati imprenditori agricoli e si sono occupati oltre che di vino anche di altri prodotti dell'agricoltura, quindi diciamo che sono nata sempre guardando e vedendo questi ambienti stupendi dai quali chiaramente è difficile distaccarsi. Inoltre ho scelto anche l'orientamento dei miei studi, quindi facoltà di agraria, mi sono specializzata in viticoltura ed enologia. Siamo delle persone che veniamo da, diciamo, un altro settore, per quanto comunque l'uva
l'uva sia sempre stata nelle nostre vene. Io mi occupo della cantina. Sono tornata da Parigi per venire proprio qua a Lingua Glossa a costruire la cantina. È un onore, ovviamente, non è facile perché bisogna dimostrare, soprattutto lavorando spesso con moltissimi uomini di una certa età, devo dire, bisogna dimostrare molto di più di quello che si sa, però a volte fa comodo dimostrare poco perché appunto ogni tanto si possono prendere in giro anche gli uomini. E con la praticità che caratterizza le donne hanno le idee chiare anche sui problemi da affrontare. Abbiamo tantissimi problemi di natura organizzativa, abbiamo poche strutture. Manca l'organizzazione, mancano le strutture, mancano gli aiuti. Ad esempio le vie di comunicazione sono alquanto difficili da praticare e costose, consegnare della merce è difficile. E su quello che occorre fare per valorizzare ulteriormente un territorio unico. Questo territorio è stato un territorio fino ad ora poco conosciuto, un territorio che da ora forse da un paio di anni se ne inizia a parlare, ma se ne inizia a parlare molto poco. La Sicilia era riconosciuta soltanto con il Nero d'Avola e non è così. La Sicilia è Nerello Mascalese, la Sicilia è Caricante, la Sicilia è tutte le varietà vinicole. L'Etna soprattutto ha bisogno di essere portata avanti, sostenuta, sia dal punto di vista di marketing, di comunicazione. Noi nel nostro piccolo cerchiamo, essendo l'azienda più grossa del territorio, avendo i nostri 100 ettari, cerchiamo di farci da monito per questo territorio, perché comunque ha tantissimo da dire. Penso che bisogna portare avanti un'immagine davvero professionale, forte, unica, di questi prodotti che veramente hanno dell'eccellenza, hanno dentro tutto il nostro territorio e ci rappresentano benissimo anche caratterialmente. L'Etna è un territorio molto interessante dal punto di vista anche turistico. Ogni contrada, ogni zona ha comunque una sua peculiarità e dà al vino qualcosa di diverso. È un risveglio sofferto, lento ma pieno di aspettative. Un battito di vita che spinge via la sonnolente stagione del torpore. L'arrivo della primavera sull'Etna è un concerto di suoni e colori, un moltiplicarsi di eventi nascosti o tangibili che rinascono con i ritmi generosi della natura. L'ultima neve si scioglie al tepore del sole. Le gocce diventano ruscelli che scappano, rincorrendosi tra passaggi sotterranei e palcoscenici a cielo aperto. Siamo sul versante nord dell'Etna, quota 1700 metri. Nastri di acqua continuano a scavare percorsi secolari, scivolano addolcendo quelli che un tempo erano ruvidi ammassi di lava. E il magma delle antiche eruzioni conquista nuovi orizzonti di fertilità. Testimone causa delle 1000 metamorfosi, il vento caldo dell'estate tornerà ad accarezzare la capricciosa architettura del vulcano. Versante sud, si continua a salire, quota 1900 metri. Il deserto nero si tingerà dei colori più accesi, rinnovando una magia che non finisce mai di stupire. Prepotenti e coraggiosi, nuovi germogli si affacceranno e rafforzeranno radici che, silenziose, continueranno a modificare il paesaggio. E quando l'aria tornerà a rinfrescarsi, la montagna si coprirà dei colori dimessi, eppure fascinosi, della decadenza autunnale.
Versante ovest. I boschi di Bronte e Maletto si adombreranno e saranno il vento delle foglie a parlare. E annunciare l'arrivo della stagione della neve e del ghiaccio. Il vulcano risplende di luce nuova. Atmosfere che si rinnovano dissolvendosi l'una sull'altra in piena armonia, ma pur sempre in attesa del probabile, possibile, arrivo della quinta stagione dell'Etna. È la stagione del fuoco. Arriva dagli abissi sotterranei ed è uno spettacolo grandioso, dirompente. Fontane di lava si innalzano come inarrestabili colonne incandescenti e strisce di magma si accavallano e inghiottono tutto ciò che incontrano. E mentre va in scena il più scenografico spettacolo che nessun gioco pirotecnico riuscirà mai a eguagliare, ciò che era risorto intorno muore e ciò che rimarrà dovrà prepararsi a regalare nuova vita. È questo l'impenetrabile mistero del vulcano. Io lavoravo da ragazzo qua, 14 anni avevo, e caricavo i rifiuti della pietra praticamente. E c'erano i cavatori che scippavano la pietra qua. Questa pietra era una pietra pregiata. È l'ultimo testimone dei pirriatori della cava di Sant'Antonio, Sebastiano Branciforte, 79 anni. La fatica e il duro lavoro nella pirrera sono ancora sul suo volto. Questa miniera, nei Monti Climiti, sotto Melilli, in provincia di Siracusa, è stata scavata a colpi di piccone e cuni di legno con il sudore dei cavatori. Per secoli sono stati estratti blocchi di pietra calcarea bianca squadrati a taglio. Tutto scavato a mano, tutto, vedi là. Quello è l'inizio di quando incominciavano a tirare fuori la pietra, all'inizio, con le mazze, picconi, tutte queste cose qua. Per utilizzare questa gru ci volevano 2 persone e tiravano 1 metro cubo di pietra, la tiravano su. Dopo poi veniva lavorata questa pietra. In alcuni punti dell'interno della cava troviamo alcuni segni delle scritte, come ad esempio gli appunti dei pirriatori che appunto
seguivano poi le misure per l'estrazione quindi dei blocchi, o addirittura anche delle date 1740, 1890 che troviamo incise all'interno di alcune parti dove probabilmente in quel periodo quindi stavano scavando. Una pietra bianca pregiata, forte e compatta, estratta utilizzando la stessa tecnica usata dai greci ai tempi della loro colonizzazione delle coste del Siracusano. La tecnica di estrazione è molto simile a quella utilizzata a Siracusa, anzi è identica a quella utilizzata dai greci sin dalla prima colonizzazione, in quanto il fronte di avanzamento veniva dalla parte superiore della cava. In pratica l'avanzamento e la coltivazione della cava avviene dall'alto verso il basso, così come è avvenuta nella grotta detto il cosiddetto orecchio di Dionisio, o molto simile anche come aspetto solenne e maestoso avviene nella grotta dei Cordari. L'inizio degli scavi per l'estrazione di blocchi di calcare risale alla metà del 400. Dopo il terremoto del 1693 divenne una cava per il barocco. Con il calcare bianco estratto dalle sue pareti sono stati costruiti chiese e palazzi neoclassici e cimiteri monumentali di stile Liberty. Dai blocchi sono germogliate architetture grazie alla bravura degli artigiani che scolpivano pezzi di colonna, cornici, capitelli, statue. La pietra veniva utilizzata per la costruzione di edifici monumentali, quindi in stile tardo-barocco. In particolar modo per la zona nord siracusana. Veniva trasportata in particolar modo a Catania, a Messina e pare che sia arrivata anche nella zona di Genova. Viene più che altro utilizzata nella zona nord perché nella zona sud siracusana si utilizzava invece la pietra di Noto, che serve per l'edificazione del barocco sempre dello stesso periodo ma della zona netina. Un esempio prestigioso dell'utilizzo della pietra bianca di Melilli è la chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata di Catania. Ma la pirrera di Melilli non è una semplice cava. Dallo svuotamento avvenuto con il duro lavoro dei pirriatori, abilissimi artigiani, è emersa una scultura istintiva che ha dato vita ad una cattedrale rupestre imponente, sorretta da colonne monumentali con corridoi molto spaziosi e profondi. Le sue dimensioni sono gigantesche, in alcuni punti la volta raggiunge 26 metri di altezza. La cava viene dismessa definitivamente nel 1962, sia perché già c'era l'insediamento del vicino polo petrolchimico e sia perché il cemento armato aveva già dei costi inferiori rispetto a quello dei blocchi che venivano estratti da questa cava. Attualmente la cava viene utilizzata per le visite guidate, ma anche per spettacoli teatrali, per altre manifestazioni. Adesso la cava di Sant'Antonio è uno dei complessi monumentali più interessanti del comprensorio siracusano. Per questo il sito potrebbe ottenere il riconoscimento della destinazione di eccellenza per il turismo e riconversione dei siti. Mi suso, mi curcuso soiuso, tengo l'occhio aperto o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe nuove, tanto fuori chiovi. Maurizio e Giuseppe Calandra ci credono. La loro passione per la musica siciliana ha radici profonde. Il loro percorso artistico va oltre Alcamo, la città dove sono nati e vivono. Da Sicilia incantata, il titolo di uno dei loro lavori, cercando di incantare chi ama il siciliano, la musicalità delle parole e soprattutto le sonorità. Si marita un rosa, sarinde pirpineggia, e Icca che tanto bella, si vuole marita.
recuperare la musica siciliana, anche le canzoni d'autore che hanno fatto la storia della musica siciliana. Perché avete scelto questo filone? Ma ci siamo accorti che realmente nelle radio, nelle tv non veniva passata, non veniva cantata la musica siciliana, quindi presi anche un po' dall'orgoglio abbiamo detto proviamoci, anche se riusciamo a capire che un'avventura è quasi impossibile, perché in Sicilia non si canta la musica siciliana, quindi la riscoperta della nostra lingua è quella su cui noi contiamo di andare avanti. Riscoprire la lingua siciliana è un bel filone che passa anche attraverso altri artisti regionali e non solo. Sicuramente, noi giustamente siamo arrivati da ora, siamo i novelli e forse stiamo affrontando una cosa molto più grossa della nostra portata, della nostra possibilità, però ci dobbiamo provare, è normale. Tutto questo è Calandra e Calandra, un duo ed anche di più, amici, parenti, complici di un sogno che tappa dopo tappa si sta avverando. Parlare di musica siciliana, riscoprirla, farla sentire ai più giovani. Sulla scia di altri musicisti di livello, eccoli Maurizio e Giuseppe che raccontano la difficoltà di far ascoltare la loro musica. Anche i giovani di ora, i ragazzini effettivamente sconoscono poco la lingua siciliana, abbiamo avuto modo di riscontrarlo in molte occasioni e questo un poco ci rammarica, per cui speriamo e contiamo noi di riportare in auge quella che è la nostra terra, la nostra cultura, la nostra lingua effettivamente. Quante difficoltà avete avuto ed avete per far portare avanti questo progetto anche a livello nazionale? Può sembrare un paradosso, intanto è difficile portarlo qua in Sicilia stesso, perché molto spesso andiamo dalle radio e dicono che musica fate? Musica siciliana? No, noi non trasmettiamo musica siciliana. Per cui questo ci sta ponendo a noi in una situazione molto di sacrifici molto duri. Per cui contiamo e speriamo con la nostra perseveranza di riuscire a sfondare questo muro. Come si sfonda questo muro? Che tipo di muro è? È un muro di ritrosia verso la lingua? Chi deve trasmettere si vergogna di mandare in onda canzoni siciliane? Ma guarda, effettivamente devo dire anche questo, che inizialmente anche noi avevamo questi timori, perché, ripeto, c'è sempre appunto un muro davanti appena si dice musica siciliana. Noi la stiamo identificando in un genere che abbiamo chiamato sniff, sono sonorità nuove, immediatamente folk, sperando che serva a rompere appunto questo muro, perché se dici musica siciliana, subito no, noi non trasmettiamo musica siciliana. Che genere fate? Musica sniff. Quindi speriamo che questo, per raggirare l'ostacolo, e speriamo possa servire appunto a fare conoscere ai giovani. Noi notiamo anche questo, che siamo riusciti a catturare l'attenzione dei bambini e degli anziani. Gli anziani per una specie di amarcord, quindi magari ricordano i vecchi momenti vissuti in compagnia con queste canzoni, i giovani perché vogliono lo sciccareddo, Simonetta Urrosa, e questo modo nuovo di cantare la musica siciliana, quindi contiamo di riuscire a sfondare questo muro con i giovani e con le emittenti televisive e radiofoniche. Mi lascia stare in pace e te ne va di mia. A te di Lurissi, mi voglio maritare. L'ultima fatica si chiama Siciliano Tipu Stranu. È la storia del siciliano che si trascina con fatica, che vuole rischiare ma senza esagerare, che osserva e chiede, che guarda e riflette, che rispetta le regole e sogna ad occhi aperti. Filo conduttore del testo essere siciliani con le bellezze e le bontà della nostra terra. Nel video, oltre agli stessi Calandra, attori e tante comparse locali, volti noti come Ivan Fiore, Angelo Russo, il Catarella televisivo del commissario Montalbano e la modella Stefania Scordio. Video scritto, diretto e montato da Alessandro Ferrara. Siciliano tipo Sciano, io non mi voglio, la sera spado voglio, se mi lascia smossa forse fosse pure meglio. Abbiamo voluto giocare un po' con i nostri usi, costumi, dialetti, modi di fare e di dire, in modo ironico, senza piangerci sempre addosso, che comunque è un fattore anche climatico, perché più a sud si scende meno si ha voglia di fare, no? Sarà anche il caldo, il sole, e infatti abbiamo voluto giocare su questo, ma senza voler offendere nessuno, senza voler criticare appunto nessuno, questo ci teniamo a precisarlo. Siciliano tipo Sciano,